Punti pesanti per muovere la classifica, un anticipo che può significare tanto per le altre. Amici di Sportisti di Ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santissimo Salvatore di Partinico nella provincia di Palermo e Partinico Audace San Vito Lo Capo. Siamo nella 17ª giornata del girone A di promozione siciliana. C'è la conclusione da fuori, la parata di Versace, il tentativo di Forconi. Parte Ferrante, traiettoria in mezzo, c'è il colpo di testa, in vantaggio il Partinico Audace e 1-0 al Santissimo Salvatore. Lascia tutto a Logaio che è salito, spazio per il Partinico Audace, il pallone in mezzo, colpo di testa di corso centrale per lo Iacono. Mazzara caccia lui verso la porta, Versace la lascia lì, c'è Bulades, ancora Versace e poi di ribattuta Guaiana pareggia i conti per il San Vito Lo Capo. Alla mezz'ora il bomber del San Vito rimette tutto in parità, 1-1. Lancio lungo, Amiri di testa, la proposta di Ferrante a cercare il Longo, c'è lo scavetto, pallone in porta, il gol di Longo. Posizione regolare secondo l'arbitro. Il Partinico Audace si riporta avanti con il gol di Daniel Longo, che va a festeggiare con tutti quelli che sono andati a vedere la partita. Qui colpo di testa in mezzo, Guaiana ancora, il pareggio del San Vito, sempre lui, Simone Guaiana, e 2-2 con la sponda di testa di Bulades. E il colpo di Guaiana. Baranzano alla rimessa laterale lunga. Nel frattempo Lobaido ammonito e infatti rosso, San Vito Lo Capo in 10, espulso Ignazio Lobaido che ha accusato uno schiaffo. Il gesto dalla terra è stato interpretato come simulazione. Longo finta il tiro, va dietro, Maranzano mette in mezzo Oddo, poi c'è il tiro da fuori da parte di Miceli. Rimessa San Vito, tenta la sponda Gallina, lamenta un colpo avversario, pallone raccolto da Forconi che lo alza nella parte attaccata da Guaiana, l'appoggio sull'esterno della rete. 2 in barriera, parte Ferrante verso la porta, sfiora un grandissimo gol su punizione, sempre Ferrante. La distanza più lontana, portiere a vuoto, colpo di testa morbido, fuori. Grossa chance avuta da Corso. L'arbitro ha il fischietto in bocca e sancisce l'ufficialità di questo 2-2 tra Partinico Audace e San Vito Lo Capo.